Il gruppo Friuli TV augura a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo. Un grazie agli sponsor, ai collaboratori, ai nostri media partner per aver contribuito a far crescere la nostra piattaforma in questo 2023, che ha visto nascere due importanti progetti. Abbiamo aperto il secondo canale Friuli TV 2 dedicato allo sport e agli eventi, ed è stato avviato il progetto Made in Carnia con la nascita di Carnia Web TV, il terzo canale del gruppo, dedicato alla Carnia. Un grazie di cuore per questo ai Ghidina Folk, Valentino e Alessandra, partner musicali del gruppo. Saranno con noi anche nel 2024. Abbiamo inoltre attivato il canale tecnologico FTV Tech, un grazie di cuore per la collaborazione all'esperto informatico Davide Ronchi. Ma sarà a gennaio 2024 che partirà il grande progetto. Friuli TV sbarca fuori dai confini e nasce Media Europa Channel, canale principale del gruppo, che si occuperà di politica, informazioni, eventi a livello nazionale ed europeo. Un benvenuto al nuovo direttore responsabile del progetto, il giornalista Enzo Cattaruzzi, che entrerà nello staff di Friuli TV. Buone feste a tutti, infine, dai fondatori di Friuli TV Omar Costantini e Giuseppe Quattrin. Gentili signore e signori, buon pomeriggio. Prendiamo la linea dallo stadio Friuli quando si gioca il 20° minuto e 34 secondi nel corso del secondo tempo e l'Udinese avanti per 3-0 sul Bologna. Ebbene sì, una partita veramente giocata alla grande, un gioco collettivo da parte della formazione bianconera che da tempo non si vedeva calcare su questi campi. Sta permettendo alla formazione friulana meritatamente, ripetiamo ancora, di trovarsi avanti per 3-0. Le marcature al 22° del primo tempo, il vantaggio dell'Udinese con Pereira, che è stato molto bravo a inserirsi sulla sinistra dopo una ribattuta su tiro di Paero da parte di Skorupnik, che ha rinviato corto. Dicevamo, Pereira è entrato in area e con un tocco fine ha superato il portiere e la palla ha carambolato piano piano fino in fondo al sacco e ha permesso, come detto, alla formazione friulana di passare in vantaggio. Bologna ha cercato nel frattempo di rimettere la partita in parità, ma è stata ancora una volta l'Udinese avere un'altra occasione per raddoppiare. All'inizio della ripresa la svolta è stato Lucca finalmente abile sotto porta ad approfittare di un errore madornale del piazzamento da parte della difesa felsinea, e di destra, praticamente da destro tutto solo, ha infilato l'estremo difensore avversario per il 2-0, mentre la difesa bolognese, dicevamo, stava a guardare. L'Udinese con le ali dell'entusiasmo ha contrattaccato ed è arrivato anche il 3-0, e qui veramente un gran gol, quello di Paero, che dal limite dell'area dai 16 metri ha scagliato un destro, un missile, possiamo dire terra-aria, che non ha lasciato scampo a Skorupnik e il pallone è rotolato in fondo al sacco. C'è stato anche un quarto gol, però annullato dal direttore di gara per fuorigioco di Lucca sul passaggio di Pereira, mentre proprio all'interno dell'area dei 16 metri. La serata è fresca, il pomeriggio di Udine è fresco, ma il tifo è caldo. Oltre 3.000 giunti da Bologna, festanti all'inizio della partita. Ora per loro la situazione è molto più delicata, nel senso che si sta un po' spegnendo il bollore iniziale dopo soprattutto questi 3 gol che hanno permesso alla formazione friulana di portarsi avanti e soprattutto cercare di portare a casa finalmente quei 3 punti che mancano dallo Stadio Friuli dalla scorsa stagione. Siamo giunti al 68° minuto, c'è un calcio d'angolo ora a favore dell'Udinese. Ricordo ancora Udinese 3, Bologna 0. C'è questo calcio d'angolo respinta da parte del portiere. Ancora Lovric, passaggio sulla sinistra per Pereira è contrastato dal suo diretto avversario, cerca di andare avanti, rimessa laterale a favore del Bologna, così dice il direttore di gara. Ultimo tocco dunque a favore della formazione friulana e che ha concesso la rimessa laterale a favore del Bologna. Ci sono anche altre gare in corso per quanto riguarda, ecco qua, scusate un attimo, ecco, torniamo in diretta. C'è una
sostituzione intanto, doppia sostituzione nelle file dell'Udinese, escono Festi, buona la partita da parte sua ed entra Zaraga al suo posto. Dicevo, buona la partita di Festi, veramente forse la miglior partita che si è vista finora da parte della ala tattica bianconera, veramente ottime giocate, soprattutto grande azione per quanto riguarda insomma anche nell'occasione, anche nel primo gol c'è stato lo zampino da parte dell'esterno destro. Ora il Bologna chiaramente che cerca di portarsi avanti per cercare in qualche maniera, quando mancano poco più di 20 minuti scarsi più recupero al termine, dicevamo, sta cercando insomma di provare a riaprire questa partita, ma la formazione bianconera fino adesso ha chiuso molto bene tutti gli spazi e tutti i tentativi da parte. Intanto il Cagliari è passato in vantaggio a Empoli, dunque Cagliari 1, Empoli 0. Ancora il Bologna in possesso di palla, siamo intorno alla tre quarti bianconera. Apertura sulla sinistra, provano a giocare, a cercare, come detto, il gol della bandiera, che potrebbe in un certo senso anche riaprire la situazione. Da queste parti ne abbiamo viste di cotte e di crude in questo inizio stagione, dunque anche sul 3-0 anche chi vi parla non è proprio sicuro al 100% e non attende altro che il triplice fischio finale, ma ci sono ancora poco meno di 20 minuti più recupero da giocare. Intanto invito il collega Cataruzzi, se è possibile, a collegarsi, come gli ho già scritto, via, è una comunicazione di servizio questa, chiaramente se mi sente si può collegare, perché se non si collega io non posso fare miracoli per farlo entrare in diretta, come si dice in questi casi. Dicevamo, il risultato è di 3-0, buona anche la prova del debuttante portiere friulano, oggi gioca Okoye in porta al posto di Silvestri, dunque pausa di riflessione, diciamo così, più che altro anche tecnica da parte del titolare Silvestri. Al suo posto Koji comunque ha finora disputato una buona partita, dimostrando insomma sicurezza e dando tranquillità anche alla dicevamo, buona partita per quanto riguarda il tutto. Ora c'è un po' di confusione a centrocampo, l'arbitro ha concesso un calcio di punizione a favore dell'Udinese. Siamo intorno alla tre quarti di gioco, c'è un giocatore a terra colpito da un avversario. Un attimo di pazienza anche ai nostri telespettatori, audiospettatori da casa, ma dobbiamo un attimo anche sistemare il collegamento con Enzo Cataruzzi che ci sta attendendo per quanto riguarda il collegamento. Passo un attimo la linea nuovamente a lui via audio, nella speranza insomma che il collegamento finalmente vada. Intanto no, è stato annullato nel frattempo il gol del Cagliari, dunque 0-0 tra Cagliari e Empoli. Questo sicuramente è un risultato più che positivo per quanto riguarda la sfida che vede protagoniste le due dirette avversarie in questo momento della formazione friulana. Tanto sentite l'incitamento da parte della curva nord che sta sostenendo fin dal primo minuto la formazione bianconera, ma tutto il tifo presente qui quest'oggi allo Stadio Friuli veramente lodevole e importante per far sì insomma che la squadra abbia quel sostegno che oggi giustamente si sta meritando, visto quello che sta mettendo in campo. Ora l'Udinese in fase d'attacco con Pereira in funzione dalla sinistra, è al limite dell'area, scambio all'indietro, ancora Udinese in possesso di palla, vediamo Paiero in mezzo, per la corrente ancora vediamo questa azione da parte di Wallace poi serve all'indietro, di nuovo si riparte, ma siamo nella metà campo del Bologna. Intanto vedo in bassa frequenza già pronto Enzo Cataruzzi, che lo vedo già collegato. Buon pomeriggio Enzo e ben ritrovato. Dicevamo insomma ciao a tutti. Ecco, dicevamo Enzo in fase di cronaca diretta, un 3-0 più che meritato da parte dell'Udinese, perché finalmente oggi abbiamo visto la vera Udinese che ci aspettavamo, no? Non so se da parte tua, da casa, confermi quello che ho visto io qui allo stadio.
Certamente è un Udinese che ci fa sognare, praticamente è un altro Udinese, potrebbe iniziare un altro campionato, anche perché abbiamo visto l'assetto della squadra molto determinato, molto preciso, un Pajero veramente super e tutta la squadra che sta collaborando, anche il portiere mi pare che ha fatto una super figura anche se non è intervenuto molte volte. Certamente una squadra di questo tipo ci fa sperare molto bene per la salvezza, insomma, no? Bisogna dire anche che abbiamo un Bologna molto confuso, non è il Bologna delle altre giornate, ma però il Bologna non ha mai vinto fuori casa, mi pare 2 volte o una volta o 2 volte questo campionato. In ogni caso l'Udinese in questo momento sta veramente facendo la partita, nonostante il Bologna tenga più la palla, ma l'Udinese ha fatto ben 7 tiri in porta, di cui 3 reti, che insomma mi pare che oggi la platea dei 30.000 di Udine possono dire veramente che l'Udinese è tornata. Ecco, come hai detto tu, l'Udinese finalmente è tornata. Poi, mentre stavo arrivando allo stadio, va detto che quasi oltre 3.000 tifosi, tra il tifo organizzato, gli ultra presenti nella curva sud, fuori dallo stadio, insomma, sprizzavano gioia. Va detto che c'era più, diciamo così, sorrisi filo felsinei e molti musi lunghi da parte dei tifosi friulani. Poi chiaramente il calcio, soprattutto la palla, è rotonda e se le partite si giocano sul campo e non a tavolino. Intanto c'è stata adesso una bella parata da parte dell'estremo difensore friulano Ocogne, che ha respinto di pugno una conclusione ravvicinata di Ziriche e dunque ha evitato, insomma, pericoli importanti. Dicevamo, insomma, il pubblico anche ha ritrovato lo spirito, la voglia di sostenere la squadra, proprio perché finalmente si è vista l'Udinese che tutti noi ci aspettiamo. Diciamo anche l'entusiasmo che dà una gara così bella. Una rondine di certo non fa primavera, immaginiamoci alla vigilia di San Silvestro. Attenzione. Ecco, noi sappiamo che i 25 minuti finali per l'Udinese sono sempre un tabù e quindi noi incrociamo le dita sperando che tenga bene la partita. 3 gol di vantaggio dovrebbero bastare, però come hai detto tu la palla è rotonda, mai dire mai, e in questo momento dobbiamo veramente fare squadra anche come tifo, insomma, dobbiamo anche incoraggiare i nostri beniamini che mi pare che ce la stanno mettendo tutta. Io ho visto l'Udinese nei primi 25 minuti veramente un turbo incredibile, non ho mai visto quest'anno, penso che sia la miglior partita della stagione insieme a quella che ovviamente possiamo dire anche con la Fiorentina, ma possiamo dire che fino adesso l'Udinese è stato anche sfortunato nei tiri in porta. Oggi è andato tutto bene. Forse la squadra del Bologna, che ha una difesa tra la terza migliore del campionato, questa volta ha trovato pane per i propri denti. La nostra difesa ha tenuto molto bene. Ecco, possiamo dire, vista dal campo, che il famoso 2-6-2 applicato da Thiago Motta, particolarmente efficace per creare una sorta di ragnatela a centrocampo e portare via l'iniziativa all'avversario, oggi effettivamente non si è vista, e questo non perché magari il Bologna è stanco, ma perché l'Udinese, ripeto, oggi veramente è un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. Certamente, possiamo dire anche che nei passaggi l'Udinese ne ha sbagliati pochi, i passaggi sono stati tanti, i tiri in porta, come dicevo, sono stati ben 7 su 15 tiri, quindi mi pare che la concentrazione è stata massima, pur registrando un possesso palla del 74% per il Bologna e il 26% per l'Udinese, però vuol dire che l'Udinese ha cesellato questa gara e mi pare che Cioffi possa anche stare contento perché forse ha trovato la formula giusta. È un portiere che ha dato sicurezza alla nostra difesa, perché abbiamo visto che oggi non è ballata per niente, anzi mi pare che ha fatto una egregia figura, se non per dire ottima figura. Ecco, speriamo adesso negli ultimi minuti, mancano ancora 12 minuti più il recupero, ma io vedo che davanti a tutti questi tifosi che, tra parentesi, come hai detto tu, a fine stagione con un weekend veramente invitante, sono tutti corsi
a soccorrere la squadra con un tifo veramente incredibile. Quindi questo fa ben sperare, anche perché magari tra società, tifo e squadra forse potrebbe essere una Pax del Capodanno, come si può dire. Ecco, intanto ci sono altri 2 cambi da parte di Cioffi per dar fiato e respiro alla manovra dell'Udinese. Stanno entrando Toven e Cabesele, anzi no scusa, Toven e Samardic, ed escono, ripeto, stanno entrando Toven e Samardic ed vanno fuori in questo momento, perché prima avevano alzato la lavagna e non era corretto il numero, solo per quello. Chiaramente con molta calma, giustamente, si stanno facendo i campi. Intanto è entrato Toven, sta uscendo con molta calma Wallace, ed è pronto anche col numero 24 Samardic, che potrebbe essere forse anche la sua ultima partita allo stadio Friuli. Si dice che il Napoli abbia già opzionato il giocatore, magari potrebbe arrivare qualche scambio interessante, mentre anche la Juventus mi pare che sta mirando il giocatore, magari dandoci. Va sottolineato, se mi permetti, va sottolineato che al momento dell'entrata in campo di Samardzic ci sono stati alcuni fischi nei confronti del giocatore, giusto per dovere diritto di cronaca. Ora c'è un fallo a centrocampo, c'era un fallo netto a centrocampo per l'Udinese, un'entra traccia veramente da cartellino rosso, per quanto riguarda, almeno a me sembrava addirittura da rosso. Ora non so tu, visto che hai il monitor di servizio, probabilmente vedrai meglio di me, però c'è stata veramente un'entrata. No, effettivamente hai visto bene, però io devo dire che Orsato ha arbitrato molto bene fino adesso, perché ha adesso non possiamo dire nulla ha adottato il metodo europeo, il metodo mondiale. Noi sappiamo che il metodo all'inglese. Esatto, è la punta di diamante dei nostri fischietti, e per cui insomma chi meglio di lui poteva arbitrare una delicatissima chiaramente questo episodio ha surriscaldato gli animi in campo e non solo, anche tra le panchine c'è stato un po' uno scambio di opinioni, di certo non di auguri di fine anno. Adesso il gioco è fermo in attesa di capire se l'arbitro darà calcio di punizione oppure farà riprendere un po' di nervosismo. stessa. Sì, effettivamente il giocatore del Bologna, Zicheia, come si chiama lì? Zicheia, ha veramente fatto un fallo molto ma molto brutto, perché entrando con, tra l'altro il direttore di gara ha deciso che il direttore di gara ha deciso che si riprenderà con una palla 2 all'altezza della metà campo. Ecco, qui forse è l'unico errore di Orsato. Questo è un errore effettivamente, perché abbiamo visto il fallo dell'attaccante bolognese è stato veramente un fatto di cattiveria, perché era certamente in ritardo. Perché l'arbitro sta arrivando e sta col cartellino rosso. Attenzione, c'è il cartellino rosso, espulso un giocatore, un dirigente del Bologna, del Bologna. Dovrebbe essere il dirigente accompagnatore, che è stato cacciato fuori dal direttore di gara. Evidentemente non è certo il secondo di Motta, mi sembra più il dirigente accompagnatore, o l'ha detto l'arbitro. Il nervosismo ha preso un po' la gara, e sappiamo che Orsato non è l'ultimo arrivato, anzi il principe dei fischietti mondiali, e per cui ha voluto far vedere che qui non si scherza. La gara Udinese Bologna è come Real Madrid Barcellona, per lui sono le stesse cose, quindi chapeau al nostro principe dei fischietti. Intanto mancano 7 minuti più recupero, saremo intorno ai 7 minuti, almeno da quello che ho così annotato nei miei appunti, saranno circa 7 minuti probabilmente di recupero, e tu sai che quando do la sentenza non sbaglio quasi mai, no? A naso, vado a naso, ma sono almeno 7 minuti sicuramente da giocare ancora, 7 minuti, oltre il 90. Stia molto ma molto attento, perché la gara è spinosa, è spigolosa in questo momento, e naturalmente il Bologna non ha più niente da perdere, questo è sicuro. Deve recuperare 3 gol comunque. Ed è un po' difficile, insomma, ma sai, la palla è rotonda e siamo stati scottati dall'acqua tiepida, forse dobbiamo stare molto attenti.
ecco, il fallo ingenuo da parte di Christensen all'altezza del centrocampo, che ha consentito, insomma, in un momento in cui c'era una fase di diciamo così, di ripartenza da parte della formazione friulana, e concedere un calcio di punizione. Comunque l'Udinese ancora in possesso di palla, siamo sulla tre quarti, vediamo adesso cosa decide l'arbitro. Calcio di punizione a favore dell'Udinese per fallo su Lovric da parte del giocatore del Bologna. Bene qua, comunque siamo intorno alla tre quarti, calcio di punizione a favore della formazione friulana, tre quarti di destra in fase d'attacco, fasi finali della partita. Però ripetiamo, saranno almeno, chiaramente, come hai detto tu, giustamente il Bologna deve a tutti i costi cercare di recuperare questi 3 gol di svantaggio, mentre giustamente l'Udinese può agire tranquillamente di rimessa senza avere, come si dice, la premura che nelle famose altre partite si è materializzata in senso negativo. Il lancio lungo con ripartenza dal basso da parte dell'Udinese, adesso ancora Paiero su 3 avversari, va via molto bene sulla sinistra, siamo al limite della bandierina del calcio d'angolo, Paiero va via 2, poi c'è un fallo, secondo il direttore di gara è tutto regolare, palla al Bologna Tenzo. Ecco, vedo un Bologna molto nervoso e anche molto falloso. Questo forse è un boomerang proprio per lo stesso Bologna, che non ha la concentrazione massima. Forse era venuto a Udine cercando i 3 punti sicuri, forse era venuto qui per fare una passeggiata, magari l'Udinese ha rimesso la squadra felsinia con i piedi a terra, insomma, forse si è innalzato un poco, perché questi 3 punti, non dimentichiamo. Intanto si preparano Masina e Success. Benissimo. Si stanno preparando Masina e Success ad entrare per questi ultimi minuti infuocati per fare, come si dice, fieno in cascina. Ancora comunque l'Udinese adesso in attacco, vediamo questa azione che però sembra non destinata a buon fine, invece no, c'è ancora, siamo un batti e ribatti, molta confusione soprattutto da parte felsinea, che chiaramente ha subito il colpo soprattutto dell'1-2, anzi del 2-3 messo a segno dall'Udinese nel giro di un paio di minuti a inizio ripresa. Ecco, credo che l'Udinese, se porterà a casa questi 3 punti, come ormai è quasi deciso, va a 17 punti e quindi ci rincuora un poco, no? Nel senso che anche dal punto di vista psicologico ci sarà un'autostima dei giocatori e, come dicevo prima, forse Cioffi ha trovato la quadratura del cerchio, cioè la squadra giusta, anche perché, sai, una vittoria ti porta ad essere anche più allora sicuro. Ti dico scusa, entra in questo momento Success e Masina, escono Camara e Lucca, ripeto, escono Camara e Lucca ed entrano Masina e Success in questi minuti finali. Buona anche la partita chiaramente di Lucca, che ha fatto un gol e mezzo, perché alla fine gli hanno anche annullato il 4-0 per fuorigioco. A me sembrava evidente da qua, non so se il monitor, mentre il monitor che tu stai vedendo probabilmente mi conferma la stessa sensazione a caldo vista dal vivo. E dobbiamo dire che anche i 2 esterni, Camara e Festi, oggi comunque hanno giocato una buonissima partita. Dicevo di Festi, che finalmente dopo tanto tempo si è visto sgroppare lungo la fascia destra, anche con delle giocate veramente intelligenti da giocatore di Serie A. A me è piaciuto veramente tanto il brasiliano Pajero, perché effettivamente ha dato una spinta in più oggi alla gara, ha rischiato, quindi io penso che forse Samaric non verrà rimpianto. Vediamo se è vero, vediamo se tornerà a fare lo stesso stile anche in altre gare, ma noi sappiamo che domenica abbiamo la prossima turno, mi pare, una gara con la Lazio, molto difficile anche questa, però visto la determinazione di oggi dell'Udinese, io sono molto fiducioso sulla questione, vedremo, insomma. Ora il Bologna mi pare che ce la mette tutta, però anche oggi il portiere è intervenuto poche volte, ma quando è intervenuto alla grande, dobbiamo anche dirlo. No, comunque possiamo dire che veramente, per quanto è stato, per quelle poche volte che Okoye è stato chiamato in causa, ha dimostrato sicurezza e ha dato garanzia alla fase difensiva. Sicuro. Non è che oggi abbiamo visto, come hai detto tu anche in apertura,
non è che oggi abbiamo visto il Bologna spettacolo che ci aspettavamo un po' tutti, ma anche, ripeto, per merito dell'Udinese che fino adesso sta giocando una partita veramente da Udinese, da quello che ci aspettavamo sia noi addetti ai lavori, ma soprattutto i tifosi e anche quelli che, ripeto, rispetto a noi pagano il biglietto, cioè cacciano la grana e tolgono qualche risparmio al loro risparmio per seguire le vicende della loro squadra del cuore. Non è nessuna polemica, ma è indirizzata, come si dice, chi intende intenda. Ecco, poi bisogna dire anche questo, che una vittoria magari a fine d'anno ci mette in pace anche con le nostre situazioni, diciamo così, quotidiane. Noi sappiamo che le cose belle danno una spinta in più anche all'animo delle persone, per cui insomma oggi potrebbe essere una giornata dove l'anno che si conclude con una vittoria dell'Udinese che ci fa ben sperare. Poi naturalmente questo anno disgraziato dove in qualche modo ha visto l'Udinese anche sfortunata, nonostante il gioco non si trovava, non si vedeva un po' il bando della matassa. Abbiamo visto tante volte, siamo stati raggiunti agli ultimi, anzi in zona più che Cesarini, in zona oltre. Mi pare che insomma potrebbe mettere il cuore in pace anche i tifosi. 5 minuti di recupero, 5 minuti di recupero. Beh, insomma, meno di quello che avevo preventivato, ma va bene così, va bene così. Insomma, 5 minuti sono tanti in questo momento, ma l'Udinese penso che sia consapevole della partita, consapevole della giornata, consapevole anche del punto che oggi potrebbe essere un punto di svolta per l'intera squadra e l'intera società. Chiaro. Ecco, ricordo per chi si fosse messo in ascolto audio adesso, è andato vicino al Bologna al gol, come si dice, dalla bandiera. Per fortuna il tiro a rientrare non ha fatto l'effetto giusto ed è finito sul fondo. In questo caso Okonie non ci sarebbe arrivato nemmeno con le ali, perché sarebbe stato anche un bel gol, va detto, però per fortuna la palla è finita sul fondo. Dicevo, per chi si fosse messo in ascolto audio e video in questo momento, vi stiamo trasmettendo le fasi finali, siamo in pieno recupero, 5 decretati dal direttore di gara di Udinese Bologna, con l'Udinese avanti per 3-0 contro la formazione felsina, grazie alle reti di Pereira al 22esimo del primo tempo, il gol di Lucca al terzo minuto della ripresa e al sesto della ripresa il gran gol di Paiero che ha portato il risultato sul 3-0. A questo punto, salvo clamorosi colpi di scena che nel calcio possono sempre capitare, ma noi, viva Dio, vi stiamo facendo l'audiocronaca e dunque non potete vedere i gesti scaramantici, perché è giusto anche aspettare, come si dice, il triplice fischio finale prima di dare le sentenze definitive. Però chiaramente manca circa un minuto, 3 minuti, circa 3 minuti al termine del recupero, chiaramente, salvo, ripetiamo, clamorosi colpi di scena, la partita dovrebbe essere portata tranquillamente in porto. Ora il Bologna al limite dell'area, prova questo tiro, chiude bene la difesa, attenzione, blocca senza problemi. È un tiro telefonato da parte del Bologna. Bologna chiaramente va ad inerzia in questo caso nel tentativo di accorciare almeno le distanze e fare il famoso gol della bandiera per mitigare in parte questa pesante sconfitta che ridimensiona anche in un certo senso le ambizioni felsine per il corso del campionato e per quanto riguarda insomma l'eventuale apertura europea verso la competizione dalla Coppa delle Grandi Orecchie, insomma. Sicuro, però rilancia l'Udinese nell'ottica non solo della salvezza. È quello che ci interessa a noi. È quello che ci interessa a noi, rivedere di nuovo i nostri beniamini in Serie A, anche perché io penso che la fortuna debba girare un po' anche dalla nostra parte e naturalmente, come dicevo prima, bisogna che Cioffi sia trovato la quadra giusta e anche dello spogliatoio faccia capire ai giocatori che questo non è solo l'Udinese non è solo la squadra del cuore, ma la squadra dell'intera regione, e noi sappiamo che anche per il turismo che tanto sbandierato viene qui in regione e comunque sia a ben ecco, se questa bella azione di contropiede da parte dell'Udinese, siamo al limite dell'area, però smista tutta la difesa felsina e non c'è calcio d'angolo, perché vediamo che il direttore di gara concede la rimessa dal fondo e dunque si riparte con il calcio di rinvio da parte di Skorupski. Siamo ormai penso a qualche istante dal termine. Tu hai il cronometro in sovrappressione, probabilmente mancherà penso che una trentina, quarantina di secondi, almeno così fatto un conto a spanne.
Dunque siamo probabilmente veramente tra un agli minuto. sgoccioli con Sì, fasi d'accademia, se mi è consentito il termine, sì, proprio sì. per far passare il tempo e attendere il triplice fischio finale. Ormai possiamo dirlo, l'Udinese porta a casa 3 punti fondamentali, 3 punti importanti, ma soprattutto porta a casa una vittoria meritata sul campo, meritata perché finalmente abbiamo visto una squadra mettere in campo non solo le concezioni e le teorie tecnico-tattiche da parte del suo allenatore, ma finalmente mettere in campo anche quelle due cose che stanno in mezzo e sono utili, anche se metaforicamente parlando, sono utili per dimostrare che c'è attaccamento, voglia e soprattutto ripartenza per un 2024 che dovrà essere gioco forza diverso da quello del 2023. Molto spesso abbiamo visto questa squadra avanti di 2 reti gettare letteralmente alle ortiche occasioni incredibili, e oggi anche i risultati sono nettamente favorevoli perché è una vittoria che vale doppio in tutti i sensi. Ecco, abbiamo visto anche una parata, l'ultima parata forse del portiere dell'Udinese, che veramente oggi non ne ha Era per i sbagliata una. fotografi, era per i Era fotografi. per i fotografi, esatto, giusto, giusto. Comunque oggi hanno bagnato la maglia, come si dice, no? Hanno sudato e si sono dimostrati all'altezza della situazione. Quindi onore all'Udinese, grazie ai giocatori che finalmente ci hanno fatto vivere una pagina interessante, bellissima, una gara proprio anche intensa, e come hai detto tu, probabilmente hanno ridimensionato il Bologna, che era venuto qui forse per fare, non dico una passeggiata, ma per portare a casa i 3 punti in trasferta che tanto gli manca. L'Udinese Ecco, invece come fa la vedete adesso prima. siamo entrati in audio e video, io sono qui Sì, dalla tribuna stampa mentre Enzo, ed è finita. Finisce in è questo finita, momento lo stadio è Friuli, finita. triplice fischio finale, dunque Benissimo. l'Udinese ha battuto il Bologna per 3-0. Vi ricordo ancora le sequenze delle marcature, vantaggio da parte udinese con Pereira che al 22esimo del primo tempo ha infilato molto bene in uscita il portiere Skorupski, e la palla ha rotolato piano piano alle sue spalle finendo sul fondo. Poi nella ripresa l'1-2 micidiale che ha praticamente decretato la sconfitta e la vittoria dei friulani, prima Lucca da solo in mezzo all'area non poteva far altro che metterla dentro, e infine il terzo gol, quello bello da parte di Paiero, che dal limite dell'area dei 16 metri ha scagliato un tiro talmente forte che ha portato in porta anche l'estremo difensore ospite. Come abbiamo detto in corso di cronaca, vittoria meritata, 3 punti pesanti. Finalmente abbiamo rivisto, signori, è tornata. Speriamo che non sia una rondine, ma non è primavera. Finalmente sembra ritornata l'Udinese dei bei tempi. Sicuro, l'Udinese ci dà speranza. Vedendo i volti dei giocatori molto sorridenti, è una bella immagine che mette, come dicevo prima, forse in pace anche tutte le polemiche che ci sono state. Naturalmente devono continuare su questa strada, e il 2024 sarà un anno certamente di svolta, perché abbiamo visto che oggi sarà messa tutto. Naturalmente io colgo l'occasione per augurare a te e a tutti i telespettatori un anno veramente felice, un 24 scoppiettante, e tu sai che del 24 abbiamo delle iniziative veramente brillanti che potrebbero dare una svolta anche alla Ecco, se nostra permetti, iniziativa. Sì, no, a te la vai, vai, vai. parola. No, No, a te dicevo, la era parola. una cosa, un fatto di cronaca giusto da sottolineare. I giocatori del Bologna sono andati tutti sotto la curva a ringraziare comunque i loro tifosi, seppur oggi, come abbiamo detto, la prestazione non è stata positiva. E questo è un bel gesto da parte È un bel di... gesto, sì, è una mentalità, è una cultura sportiva, dicendo di quello che merita. Tenzo per il finale. sicuro. Bene, allora, naturalmente noi concludiamo questa telecronaca, anzi la tua telecronaca con il mio supporto, veramente in grande serenità, perché la vittoria di ci dà serenità, ci dà anche stimolo e ci dà anche la voglia di tornare allo stadio, naturalmente non solo noi degli lavori, ma tutti i tifosi che oggi si sono dimostrati veramente all'altezza della stazione. 30.000 non è uno scherzo, naturalmente non solo per la società, ma soprattutto per il fatto che con un weekend lungo, naturalmente anche a fine anno, mi pare, come hai sottolineato tu all'inizio della cronaca, dimostra l'attaccamento alla squadra, ai colori bianconeri in sostanza. Ecco. Mi pare che l'anno si conclude bene, caro Omar, e spero che inizierà ancora meglio, perché il 24 è un anno bisesto, come si dice, ma l'anno bisesto a noi porta molta, molta fortuna.
Sono perfettamente d'accordo con te, Enzo, e per quello che hai detto. Chiaramente auguriamo e approfittiamo per dare gli auguri a tutti i nostri amici vicini e lontani per un finale d'anno positivo e soprattutto una ripartenza ancora migliore per quanto riguarda il 2024. Ricordo ancora il risultato finale qui allo Stadio Friuli: Udinese batte Bologna 3-0. Le reti sono state messe a segno da Pereira al 22esimo minuto del primo tempo, raddoppio di Lucca al terzo minuto della ripresa, e al sesto della ripresa Paiero ha chiuso i conti. Ripeto, Udinese 3, Bologna 0. Chiudiamo qui la nostra trasmissione. Gentili signore e signori, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata e alla prossima. Alla prossima. Il gruppo Friuli TV augura a tutti un sereno Natale ed un felice anno nuovo. Un grazie agli sponsor, ai collaboratori, ai nostri media partner per aver contribuito a far crescere la nostra piattaforma in questo 2023, che ha visto nascere due importanti progetti. Abbiamo aperto il secondo canale Friuli TV 2 dedicato allo sport e agli eventi, ed è stato avviato il progetto Made in Carnia con la nascita di Carnia Web TV, il terzo canale del gruppo, dedicato alla Carnia. Un grazie di cuore per questo ai Ghidina Folk, Valentino e Alessandra, partner musicali del gruppo. Saranno con noi anche nel 2024. Abbiamo inoltre attivato il canale tecnologico FTV Tech, un grazie di cuore per la collaborazione all'esperto informatico Davide Ronchi. Ma sarà a gennaio 2024 che partirà il grande progetto. Friuli TV sbarca fuori dai confini e nasce Media Europa Channel, canale principale del gruppo, che si occuperà di politica, informazioni, eventi a livello nazionale ed europeo. Un benvenuto al nuovo direttore responsabile del progetto, il giornalista Enzo Cattaruzzi, che entrerà nello staff di Friuli TV. Buone feste a tutti, infine, dai fondatori di Friuli TV Omar Costantini e Giuseppe Quattrin.